Prato della Valle, a Padova, avrà la sua statua femminile. Approvato all'1:30 di notte in Consiglio Comunale a Palazzo Moroni la mozione presentata da Margherita Colonnello e Simone Pillitteri della maggioranza. Un tema che ha fatto discutere la città e non solo, finendo anche sulle pagine dei quotidiani internazionali. 19 i voti favorevoli, 6 gli astenuti, 3 i non votanti. Presentati anche degli emendamenti alla mozione da parte di due consiglieri del Partito Democratico, Gianni Berno e Nereo Tiso. Oltre a Elena Cornaro Piscopia, è stata aggiunta una lista di donne meritevoli della candidatura al basamento vacante. Inoltre è esplicitato che se Prato della Valle non fosse ritenuto idoneo, si potrebbero trovare spazi alternativi all'interno delle mura cinquecentesche. L'opposizione, però, resta sulle sue posizioni, trovando inadeguato il momento di questa proposta. Ora i problemi sono ben altri, dice la consigliera Eleonora Mosco. Perdere tempo a discutere di una questione di rilevanza marginale quando i cittadini sono al limite della disperazione per problemi concreti, come al rincaro delle bollette, è davvero paradossale.